È terminato con il risultato di 2-1 la sfida per eccellenza del campionato tra Misil San Giorgio Piana, visto anche la classifica. Siamo qui con il mister Napoli, chiediamo subito un giudizio sul match. Io penso che da entrambe le parti hanno espresso un calcio veloce e divertente, e chi è venuto a vedere questa partita, malgrado le condizioni meteorologiche non promettevano bene, penso che si sia divertito. Io penso che sia stata fatta una partita bella, intensa. Il primo tempo potevamo anche andare non solo sull'1-0 ma anche sul 2-0, però dall'altra parte c'è stato un grande portiere che ha parato, degli interventi in scivolata sulla linea, e poi nell'unica occasione che loro hanno creato con una palla di profondità abbiamo subito questo calcio di rigore. Però non entro nei meriti c'era non c'era, perché poi anche nel secondo tempo c'è stato un fallo di rigore a nostro favore. Nel primo tempo una palla che aveva varcato la linea della porta, però non essendoci VAR, non essendoci niente, allora stiamo lì solo a commentare. Perciò commentiamo che oggi è stata fatta sia dalla Don Carlo Misilmeri sia dal Piana degli Albanesi, dal San Giorgio Piana, una grande partita, e io penso che chi è venuto a vederla si sia divertito, ed è la cosa più bella, almeno per me come allenatore, a prescindere dal risultato, che poi è come dire, la ciliegina da mettere sulla torta, quello del risultato vincente, quello della prestazione. E io penso che i miei ragazzi oggi hanno messo in campo una prestazione importante. Però non ci dobbiamo fermare qui, per cui io l'ho detto anche a fine partita, che già sabato prossimo abbiamo un'altra partita ancora più difficile di quella con il Piana degli Albanesi. Oggi abbiamo visto invece riscaldarsi la Vardera, però non è entrato, forse ancora non ha recuperato l'infortunio. Le chiediamo un po' un punto sulla sua situazione. No, diciamo che negli ultimi giorni ha iniziato a rimettersi un po' in squadra, a lavorare con la squadra, però non è ancora al 100%. Abbiamo dato anche qualche altro giorno di riposo, perché vorremmo utilizzarlo, o almeno provare ad utilizzarlo pure per la partita successiva di sabato prossimo. Vediamo come va l'andamento della settimana, e valuteremo insieme allo staff medico se farlo entrare o essere disponibile, perché anche oggi, pure se era in panchina con me, non l'avrei mai schierato, perché ancora non è al 100%. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita. Si giocherà di sabato contro la Parmonval, un campo decisamente complicato, non soltanto per l'osticità un po' della formazione di mister Mutolo, ma anche e soprattutto per il manto erboso, che chiaramente non c'è, è un campo in terra battuta, a differenza invece del campo di casa delle Misilmeri. Come la imposterete e che gara sarà? Intanto godiamoci questa bella vittoria, che penso che ancora abbiamo tanta di quella adrenalina in corpo per poter, come dire, pensare a quello che è stato questi 95 minuti, 97 minuti di oggi, poi alla partita successiva con la Palma. Sì, hai detto bene, il campo magari non sarà quello di Misilmeri o di qualche altra società. Loro sono un'ottima squadra, di sicuro saranno più avvantaggiati sulla carta perché ci allenano durante la settimana, per cui sanno anche i rimbalzi, ma a prescindere da tutto questo, da campo o non campo che sia, io penso che la Parma ha dimostrato di saper giocare anche nel campo in erba sintetica, con la vittoria di Castellammare. Io non so oggi cosa abbia fatto nel risultato di oggi, per cui è una partita da tenere in grande considerazione, a prescindere da quello che è il discorso campo. Per cui dobbiamo essere più forti del fattore campo, ma dobbiamo essere anche più bravi nel cercare di almeno provare e mettere tutto in settimana nel lavoro, per cercare di mettere sotto la Parma, che non è una squadra da sottovalutare.